Con Federico Canera, assessore regionale al turismo e alla promozione, presentiamo i Cammini del Veneto, un modo diverso, un modo differente per visitare e conoscere posti anche sconosciuti. Andiamo a vedere come farlo lentamente a piedi, i Cammini del Veneto. La Regione Veneto ritiene i percorsi cicloturistici fondamentali per lo sviluppo di un prodotto turistico particolare che sta dando grande soddisfazione. Sono molti turisti internazionali e anche domestici, nazionali, che vengono in Veneto per fare questo tipo di percorso. È un'emozione che si vive sul territorio legata alle scoperte ambientali, storiche, culturali, enogastronomiche che si fanno grazie a questi percorsi lenti, che sono sia pedonali, cicloturistici, ma anche a cavallo. Innanzitutto la volontà è stata quella di destagionalizzare e quindi cercare di ampliare di più la stagione turistica in Veneto e quindi non puntare soltanto sulle destinazioni già conosciute e classiche come possono essere ovviamente Venezia, Verona o le Dolomiti, ma pensare a far conoscere e scoprire il cosiddetto altro Veneto, che molto ha da offrire proprio legato a questi percorsi sul territorio che poi fanno conoscere anche quelli che sono borghi antichi o altre città magari meno o paesi meno noti a livello veneto. Così abbiamo visto che a livello internazionale erano molti i turisti che già naturalmente venivano in Veneto in bicicletta a scoprire il territorio, quindi abbiamo pensato di ampliare questa rete cicloturistica, attrezzarla, tabellarla e quindi monitorarla anche per vedere quali sono gli investimenti che dobbiamo fare, grazie anche all'utilizzo dei fondi europei cofinanziati dalla Regione Veneto che ci hanno permesso di creare nuovi prodotti turistici. Cammini da fare a piedi, a cavallo, in bicicletta. Nel Veneto, oltre alla via Romea Germanica, ce ne sono altri 5. La via Claudia Augusta, la Romea Strata, il Cammino delle Dolomiti, il Cammino di Sant'Antonio, il Cammino Fogazzaro-Roi. Questi 6 cammini che attraversano il Veneto offrendo una varietà preziosa di paesaggi. Dal punto di vista naturalistico si possono ammirare gli ecosistemi più diversi. Si passa dalle foreste di conifere delle Dolomiti ai boschi sempreverdi della costa adriatica. Ma si tratta di attraversare anche una culla di civiltà millenaria. La via Romea Germanica parte in Italia dal Brennero e arriva a Roma più di 1000 chilometri dopo e 46 tappe da fare a piedi. Questo è l'itinerario riportato in luce dagli antichi pellegrini romei, che dopo aver attraversato l'arco alpino entra in Veneto e attraversa la pianura padana, costeggiando la fitta rete di fiumi e canali un tempo navigabili tra Bassano del Grappa, Padova e Rovigo. Siamo a Corte Lazzarini in provincia di Rovigo, di qui passa la via Romea Germanica, uno dei 6 cammini che attraversano il Veneto. Parliamo quindi di cammini di fede, di cultura, ma soprattutto un'esperienza e una poesia di viaggio. You had yourself angel wings, flying high in the sky, carefree. You'd say, let's play and be happy now. You'd say, time to seek, not to hide. I'd say, that's a fine way to live your life. You say, it's a need. Siamo qui con Rodolfo Valentini, che è il presidente della via Romea Germanica. Allora, di che cosa si tratta? Che cos'è la via Romea Germanica? Dunque, noi siamo un gruppo di volontari, abbiamo fatto questa associazione proprio per ricostruire questa via antichissima che percorrevano i pellegrini ma anche i commercianti per andare verso Roma, partendo da Stade, che è il porto fluviale di Amburgo, quindi siamo proprio al nord. È una via descritta dal monaco Alberto, che era un monaco cistercense proprio di Stade, che lui ha percorso e ha descritto quando ha deciso di andare a Roma per presentare la nuova regola del suo convento.
ha descritto l'andata seguendo più o meno la via Francigena, ma al ritorno ha scelto una via più breve e secondo lui più facile, anche perché non c'era più l'asperità delle Alpi, tipo il Passo Resia, che lui ascendendo dice di passare dal Passo Resia. Invece risalendo parla del Brennero, che è un passo molto più basso. Ecco, risalendo questa via, noi risaliamo il Lazio, l'Umbria, la Toscana, arriviamo in Emilia-Romagna e poi c'è il Veneto. In Veneto entriamo proprio nel Veneto, più o meno all'altezza del Po, a Polesella, poi risaliamo lungo prima il Po, poi tutta la pianura attraversiamo e arriviamo a Rovigo incontriamo l'Adige, attraversiamo l'Adige, arriviamo a Monselice, poi a Padova, tutto il parco del Brenta che è una cosa fantastica e molte volte non si conosce, Bassano, poi si esce dal Veneto per entrare nel Trentino, Trento, Bolzano e poi il Brennero. Ecco, diciamo che nell'alto c'era anche la via Claudia Augusta, che noi in parte seguiamo specialmente in Germania, ma appunto abbandoniamo perché il passo del Brennero è descritto molto più basso ed è sempre aperto. Quindi da Stade a Roma quanti chilometri sono e quanti invece qua nel Veneto? I chilometri che noi abbiamo calcolato è quello dell'andata e il ritorno, sono 2220 chilometri, non sono pochi. Nel Veneto siamo più o meno sui 150 km, 200, che non sono pochi, sono diverse tappe, noi abbiamo diviso il percorso in varie tappe proprio per permettere al pellegrino di potersi fermare arrivato verso sera, trovare da dormire, da mangiare. Non è stato molto difficile, abbiamo ancora qualche problema sui costi perché siamo abituati, i pellegrini abituati ad andare a Santiago dove i costi sono bassissimi. In Italia i costi sono un po' più alti, però posso dire per esperienza che quello che offre l'Italia al pellegrino è 10 volte superiore di quello che offre la Spagna. Il percorso è protetto ed è fattibile a piedi ma anche in bicicletta, a cavallo? Il percorso è tutto segnato con i nostri simboli, questi sono i nostri simboli, lo si trova in tutti i cosi, in tutti gli incroci si trova questo simbolo, Via Romea scritto in latino, perché noi lavoriamo anche con i tedeschi, quindi abbiamo dovuto scegliere una lingua neutra, e la freccia arancione per distinguere dalla freccia gialla di corso. In ogni incrocio c'è questo simbolo perché ti dice dove passare. Non ci sono problemi perché noi abbiamo scelto volutamente sentieri già esistenti o carrarecce o strade secondarie, mai le principali. Non abbiamo molto asfalto, anzi ne abbiamo poco, neanche il 25% di asfalto. Lo si può percorrere, e la guida lo dice chiaramente, a piedi e in bicicletta. In questo momento stiamo lavorando con i gruppi dei cavalieri perché lo vogliono fare anche a cavallo. La prossima guida traccerà anche quello cavallo che ha qualche diversità perché trovare a dormire a un cavallo non è come trovare a dormire a un cristiano. Tutte le indicazioni per il percorso ma anche i consigli dove andare a dormire, dove mangiare, a chi chiedere aiuto, dove si possono trovare? Allora, prima di tutto sulla guida, ma ancora di più sul nostro sito www.viaromeagermanica.com. Nel sito ci sono descritte tutte le tappe e ci sono gli indirizzi di dove mangiare, dove dormire e anche i numeri di telefono per chiedere, se c'è bisogno, aiuto a qualcuno del luogo come accompagnatore in caso di necessità. In ogni zona noi abbiamo degli accompagnatori. E se dovesse dare un consiglio per chi intraprende questo cammino, che cos'è la cosa indispensabile da portarsi via? Poca roba. Un buon pellegrino, un buon camminatore deve imparare a vivere con poco, perché qualunque cosa pesa. In genere noi giochiamo sul 3 magliette, 3 mutandine, 3 paia di calze, il resto un paio di pantaloni basta, perché il pellegrino tutte le sere si lava la sua biancheria e la mette a asciugare. Se non si asciuga di notte, il giorno l'attacca allo zaino e il vento pensa ad asciugarla. Però bisogna essere leggeri, perché le tappe sono dai 20 ai 30 km, la maggioranza non superano i 25, però a piedi ci vogliono sempre 6-7 ore di cammino e non è poco, quindi il carico deve essere leggero. Allora grazie e buon viaggio. Grazie. Take a breath is what you'd always say. But could you live in the
E dalla via Romea Germanica, da Santo Apollinare e da Rovigo per oggi è tutto, ma voi continuate a guardare i programmi di Verde Nord-Est. A presto, ciao! Just to get